Euroregione News. La lotteria del pronto soccorso. Assessore regionale alla sanità Maria Sandra Tedesca, nonostante il Friuli Venezia Giulia sia molto migliore rispetto ad altre zone d'Italia, possibile che quando si sta male al pronto soccorso si trovino code interminabili di immigrati? Pronto soccorsi, probabilmente ci sono anche delle persone straniere, però diciamo che prevalentemente per la problematica dei pronto soccorsi non è il fatto che ci siano le persone straniere, è un problema di un numero molto importante di accessi, alcuni non sono appropriati sicuramente e quindi vanno rivisti attraverso l'aiuto con la medicina di famiglia ma anche con i distretti sanitari e soprattutto anche una capacità nostra di organizzazione interna per far sì che si possano evitare i ricoveri inutili e tenere quindi i letti nelle medicine disponibili per chi ne ha effettivamente bisogno. Il problema vero sono l'aumento dell'età della popolazione, non gli stranieri. La popolazione invecchia molto, si vive di più, però ovviamente vivendo di più aumentano anche le patologie croniche, le patologie che arrivano, più patologie nella stessa persona e che quindi richiedono interventi purtroppo a volte ripetuti. Noi dovremmo evitare che queste persone arrivino alla necessità di ricovero facendole stare meglio prima. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.